Mister, un pareggio importante, un 1-1 a Cesena, sicuramente un risultato anche di peso per come è arrivato, perché dopo il gol loro potevate disunirvi, invece avete avuto la forza per pareggiarla subito. Sì, un pareggio bello, una bella partita secondo me. Dopo è importante la prestazione poi che hanno fatto i ragazzi. Siamo venuti qui, l'abbiamo giocata come facciamo sempre, sapendo che potevamo correre qualche rischio sulla loro forza, che è la ripartenza immediata davanti. Hanno giocatori che possono far male in questa situazione. Però, ripeto, secondo me la partita giocata bene, gli ultimi forse 7-8 minuti abbiamo sofferto qualcosina, non riusciamo più a tener palla, però tutto sommato credo che sia un pareggio meritato. Ecco, mister, un pareggio meritato, giocato alla pari comunque, in una gara anche molto intensa, perché a tratti è sembrata una gara per livello di intensità anche di categoria superiore. E chiedo, cambia qualcosa questo 1-1 nel vostro cammino? No, nel senso che noi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto e come diciamo da inizio stagione, partita dopo partita, e cercando di, come dico sempre, avere questo atteggiamento, questa mentalità e poi, ripeto, poi vediamo quello che succede. Inutile fare adesso, mancano ancora tante partite. Il giorno di ritorno è sempre un altro campionato, quindi sono soddisfatto, faccio i complimenti ai ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato di essere una squadra vera. Ecco, mister, domanda sulle scelte, ha provato prima magari a coprirsi un po' di più facendo entrare Masala, poi ha rimesso Menabò, ci spieghi un po' i cambi? Sì, perché Gigi chiaramente l'avevamo visto un po' insomma che stava tirando un po' il fiato, però dall'uscita sua non abbiamo più tenuto palla, quindi a quel punto ho cercato di mettere un altro attaccante davanti fresco di peso per cercare insomma di tenere qualche palla in più, di far respirare la squadra. Come mister ha parlato di singoli, Fischnaller è una gara difficile per lui perché nel primo tempo l'ha vista davvero poco, però è stato comprato per quello, per fare gol importanti e di peso e anche oggi alla prima palla avuta l'ha buttata dentro. Sì, ma a prescindere dal gol, il lavoro che fa Fischnaller è un lavoro incredibile, è un lavoro che sfrutta tutta la squadra, quindi sapevamo che per lui sarebbe stata una partita difficile perché insomma giocava contro una difesa solida, una difesa, ma lui era, insomma, doveva essere un po' l'esca per creare spazi poi ai trequartisti, ecco. Non la conosciamo oggi ovviamente il Cesena, è uno squadrone, però l'impressione di vederla così dal vivo in questo scontro diretto che impressione gli ha fatto? L'impressione è una squadra importante, squadra forte, che ha alternative importanti quanto chi gioca dall'inizio e chi subentra, ecco, quindi i cambi l'hanno dimostrato, quindi è sempre insomma, la favorita del campionato. Ultima domanda, 555 persone in curva, più di 100 in tribuna, c'è stata una sorta di esodo da Sassari. Bello vedere questo feeling che si è creato con la squadra e ho detto ai ragazzi cerchiamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi perché se lo meritano e ci stanno dando una spinta importante. Al direttore, al presidente, alla città, perché quando succedono queste cose in questo periodo qui è solo esclusivamente responsabilità mia, non lo dico perché devo fare la parte, ma perché ritengo che sia realmente così e quindi mi dispiace tanto perché avevo in testa altre cose e niente. L'unica cosa che mi viene oggi da dire è questa roba qui. Chiedo scusa a tutti quanti e mi prendo tutte le responsabilità come è giusto che sia quando ci sono prestazioni dal punto di vista emotivo per certi aspetti come quelli di oggi. E in questo momento è giusto che sia così. Quindi poi ci sarà modo di poter lavorare ancora e farlo in maniera come ho in testa io, lo farò e sono convinto che la squadra poi otterrà quello che deve ottenere. Ok, solo questo, grazie. Beh, una partita con un autogol da centrocampo sinceramente non potevo aspettarmela. È chiaro che la partita si è messa subito su binari positivi per noi. Quindi questo nell'analisi della gara va assolutamente considerato. Mi aspettavo una partita molto complicata e lo è stato fino al nostro gol del 2-0, lo è stato. Un giudizio sull'ordine? Beh, è chiaro che quando le cose non vanno bene, ahimè, tendono ad andare peggio, nel senso che è la legge di Murphy, che
che può portare anche questo. Quindi credo non posso che augurare il meglio e che insomma, li capisco, sono una squadra giovane come siamo noi e i momenti difficili vanno superati tutti insieme e non è semplice, non posso che augurare il meglio all'Olbia, al club, ai ragazzi che conosco bene. Quindi in campo per 90 minuti siamo nemici sportivamente parlando e poi il mio legame con questo ambiente rimane sempre. Oltre al regalo però poi avete legittimato insomma, la vittoria. Sì, ripeto, abbiamo avuto dei momenti difficili per una ventina di minuti nel primo tempo, dopo credo che mi ha sistemato un paio di cose, credo le cose sono andate decisamente meglio. Stai vivendo una stagione molto, molto buona con Pontevedra, seguo dai social, insomma, anche dai siti toscani, insomma, eccetera. Stai trovando veramente molto bene, la gente ti vuole bene, stai facendo... Ma è chiaro che i risultati aiutano, quindi sono cose legate, più l'ambiente migliora, più si rasserena, più si fanno risultati, più risultati fai, più si rasserena, quindi va all'esatto contrario di quello che ho detto prima per l'Olbia, chiaramente. Quindi è un ambiente sano, un ambiente dove si può fare calcio in tranquillità. È chiaro che poi i risultati devono sempre arrivare, è una società ben organizzata che funziona bene, quindi non posso che essere grato all'opportunità che mi è stata data l'anno scorso e cercare sempre di fare il meglio possibile. Continuano a lavorare molto con i giovani, visto sull'elenco, Siamo molto giovani. Abbiamo un'età media che magari non risulta perché abbiamo un giocatore che va nettamente sopra media, quindi quello che capitava all'Olbia gli scorsi anni, no? Quindi sulla media la media dell'età viene alzata per un giocatore che tra l'altro sta ancora molto bene, siamo anche Marcos e Specie, se no giochiamo sempre con 5 giovani dall'inizio alla fine, come minimo, poi in realtà spesso giochiamo con molti di più, ma va bene così. È chiaro che per fare campionati così devi avere anche la società alle spalle e chi è in grado di scegliere, un po' quello che è successo anche in questi anni qua a Olbia. Ma l'obiettivo qual è? Nostro è arrivare il prima possibile a quei 40-43 punti perché siamo stati costruiti per quello, siamo organizzati per cercare una salvezza. Dopodiché si vedrà, però siamo ancora lontani da poter cambiare obiettivi, quindi l'obiettivo nostro rimane assolutamente quello della salvezza, anche perché per una realtà come Pontedera essere nelle 100 squadre professionistiche c'è da baciarsi i gomiti e dobbiamo essere bravi a mantenerlo. Poi dopo Che consigli dà all'Olbia? Come se ne esce da questa situazione? no. Faccio già fatica a seguire la mia squadra e non me la sento sinceramente di dare consigli se non quello di tenere duro, che poi come tutti i momenti negativi poi se si lavora, come mi sembra che la squadra stia, come ho sentito che la squadra sta lavorando, ho comunque ancora tanti contatti con tante persone con cui c'è un rapporto di stima e di amicizia, mi sento, e quindi so che stanno lavorando in una certa direzione, quindi bisogna continuare così e prima o poi il vento girerà, ma non me la sento di dare consigli. Mister, no, io proprio sulla partita, al di là del risultato, Fortituari ha avete avuto dei momenti di difficoltà. Certo. Qual è stata la chiave? Cioè, cosa avete sfruttato di demeriti dell'Olbia oppure? No, abbiamo fondamentalmente abbiamo deciso di difenderci un pochino più bassi, di togliere un po' di spazi e avevamo uno contro uno che stavamo soffrendo dietro e abbiamo liberato un giocatore che poteva fare il libero e quel uno contro uno centrale è diventato un 2 contro 1. Questo ci ha permesso di... È chiaro che facendo così ti abbassi perché lasci un giocatore libero nella difesa avversaria che è libero di portare palla e ti abbassi. Quindi il solito vecchio discorso, se va bene sei stato bravo, se non vai bene vi siete abbassati troppo, alla fine dai prendi gol. Poi le partite poi alla fine si valutano come sempre, tutti noi le valutiamo anche soprattutto attraverso il risultato.
3-5-2 che è diventato un po' il dogma di questa squadra, che però appunto ha trovato la quadra. Iniziata intanto la partita, subito il pallone giocato sulla sinistra con Cogotti a cercare in profondità bene Floris, che stop e poi mette subito in mezzo. Va Ladu col mancino, palla che arriva in area di rigore, c'è il contatto, poi perde palla ancora la Romana con De Montis che si libera per il tiro, va alla conclusione ma non trova poi lo spazio, mentre c'è una serie di contatti. Lancio lungo di Redondi a cercare l'inserimento di Ferraro, che va a vincere il duello con Cabid e poi va al tiro. Si riprende a giocare al limite Fiore, Ruggeri dall'altra parte verso proprio Vagnoni che carica il destro, va al tiro, si distende, c'è il pallone rinviato però dalla difesa, ma il possesso rimane in favore del COS, con De Montis che va al traversone lungo, palla che diventa quasi insidiosa nel girone G, cambiando città e denominazione, mentre la botta da fuori di Aloia improvvisa, palo pieno di Alessandro Aloia, un lampo a cercare proprio Aloia che si è allargato, tocca per Floris che si può girare sul mancino, va col tiro, pallone deviato, Scarafoni si fa saltare bene da Vagnoni che può accelerare, rientro di Ladu fondamentale, poi prova a schermare anche De Montis ma il pallone passa per Ferraro che rientra sul destro e va al tiro, Gara che si sblocca. Esulta tutta la Romana, gran gol. Scarafoni largo, va dentro col destro a cercare sul secondo palo Cadau, la palla è buona, salva tutto Antolini, poi ancora Floris che cerca di sistemarsi il pallone sul mancino, gioca bene Enrico, si lascia poi andare, non c'è fallo. Ferraro fischia la fine del primo tempo con qualche secondo d'anticipo, il direttore di gara si può riprendere, prende il via alla seconda frazione di Costa Orientale Sarda Romana. Poi Ladu ancora per la corsa del numero 16, interviene però Fiore, 1 contro 1 tra Armini e Gallo, va via benissimo Armini col petto davanti a Tomasino, non sbaglia il numero 17 Yuri Armini, 2-0, gran gol, l'altro gran gol della Romana. E non serve Calì, serve invece Armini che gli restituisce il pallone, poi la botta secca di Vagnoni. 3-0 per la Romana. Matteo Vagnoni prova a cercare, trovare Scarafoni che però non arriva sul pallone, ci arriva prima Ruggeri. Allarga per Calì, stop elegante del numero 9, incrocio. Floris, allora Fiore può allargare per Ferraro che sistema il piede sul destro, serve Sfanò col sinistro e sono 4 per la Romana. Stesso ha fatto il San Marzano sul campo della Boreale, mentre c'è il tentativo qua del COS con il tiro di Floris. Scarafoni alza il pallone per Aloia, ricirca indietro per De Montis che prova il tiro dalla distanza e sfera l'Eurogol. Finisce qui la gara, fischio anticipato del direttore di gara. Mister Francesco Lui, si interrompe la striscia positiva, la lunghissima striscia positiva di risultati, una Romana che probabilmente è stata più intensa, più cinica anche in diverse occasioni rispetto a voi quest'oggi e ha avuto alla fine la meglio. Sì, Romana che sicuramente ha fatto una prestazione importante, soprattutto a livello di cinismo, perché forse i primi 3 tiri che hanno fatto in porta ci hanno fatto 3 reti. Però con un'intensità di gioco alta per i 95 minuti. Noi che secondo me abbiamo fatto molto bene il primo tempo, per come l'avevamo preparata, abbiamo creato diverse situazioni, un po' per sfortuna nella situazione del palo e poi in altre 4-5 situazioni dentro l'area non siamo riusciti a far gol, la prima ripartenza abbiamo preso gol. Quello che non è accettabile è come si è affrontato il secondo tempo, perché le partite comunque vanno tenute vive e anche quando non è la giornata ideale, e noi
Secondo tempo abbiamo concesso troppa facilità agli avversari per arrivare a concludere e abbiamo perso con un punteggio importante che non può essere sottovalutato, perché 4-0 in casa è una sconfitta che rimane e lascia il segno, e quindi su questo dobbiamo lavorare tanto e abbiamo pochissimo tempo per farlo. Ecco, poco tempo per farlo, però sicuramente magari andrà cercato qualcosa in più, soprattutto in avanti. È sembrato un po' difficile trasmettere un po' il pallone tra i due reparti oggi, una cosa che non accade, diciamo, spesso a voi. Questo è l'aspetto che magari può portarvi anche ad avere nuovamente fiducia subito in vista della sfida con il Cassino. Sì, oggi avevamo veramente tante assenze, tante, soprattutto in ruoli chiave per una partita come quella di oggi, ma chi ha giocato aveva le qualità per fare sicuramente una partita più importante di quella che è stata fatta. E il problema è che avremo poco tempo per recuperare chi era fuori oggi, probabilmente se ne aggiungerà pure qualcuno, ma questo non cambia il fatto che una partita persa 4-0 è una brutta giornata, ma rimane sempre una partita singola. Quello in cui dobbiamo essere bravi è rimettere insieme tutte le forze per andare a chiudere questo girone d'andata mercoledì in un campo difficile come quello di Cassino, cercando di non portarci gli strascichi di una giornata negativa. Non sarà facile perché, ti ripeto, andremo là molto rimaneggiati, ma comunque abbiamo il dovere di cercare di chiudere questo girone d'andata con un risultato utile, perché è importante fare un passo avanti. Ecco, in chiusura le chiedo appunto, mercoledì si gioca a Cassino, quindi lontano, da casa si chiuderà il girone d'andata, si chiuderà il 2023 sul campo. Anticipo un po' i tempi e le chiedo, a livello di auspici invece per il prossimo anno, quali sono gli obiettivi del Costa Orientale Sardo? No, l'obiettivo del Costa Orientale Sardo è quello dichiarato a inizio stagione: cercare prima possibile una salvezza che è ancora lontana, e vi garantisco che c'è la consapevolezza che sia lontana da parte di tutto lo staff. Nei ragazzi penso che bisogna lavorare un attimino sulla testa, perché tanti risultati utili consecutivi poi ti allontanano un po' mentalmente da quello che è l'obiettivo. Oggi era una partita dove bisognava far punti, non è facile, quindi il girone d'andata non è finito, c'è una partita che vale tanto ancora mercoledì, e il girone di ritorno sarà quello che ci serve per arrivare a questo obiettivo primario. Poi è ovvio che questa squadra ha fatto tantissime cose importanti, ci sta a sbagliare una gara dopo 13, quello che ci sta un po' meno è il modo in cui la sbagli. La prima volta che porti, la prima volta.
No, vabbè, diciamo che sono veramente soddisfatto della prestazione dei ragazzi, non era facile, hanno fatto una partita come gli ho già detto a fine partita, i ragazzi hanno messo in campo tutto, organizzazione, qualità e gran cuore, insomma voglia di portare a casa un risultato, e quindi faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione, non era facile. E un punto importante c'è questa recriminazione tra virgolette del fatto che l'arbitro abbia bloccato il gioco senza dare il vantaggio con il nostro giocatore che ormai era davanti al portiere. Insomma, quello è probabilmente un episodio che pesa, però sono errori che accettiamo e basta, insomma è andata così e siamo comunque contenti della prestazione e del punto, perché un campo difficile contro una buonissima squadra e quindi c'è di che essere soddisfatti. Vianni che deve lasciar scorrere, comunque in area di rigore sono in due e adesso diventano tre con anche Costa. Vianni preferisce cercare da solo la conclusione deviata, arriva il gol dell'1-0, l'ha sbloccata il Nuova Florida, il gol del numero 21 Yuri Limongelli. Anzi adesso Vianni insegue il pallone, Paterni velocissimo, Vianni non ci pensa due volte a servire sulla corsa il numero 30. Paterni volge lo sguardo verso il centro dell'area, il cross è bellissimo! Com'è bello l'inserimento da dietro del numero 10 Costa. Senza adesso però attacca il Sassari con il controllo del mancino, Giordani grandissima risposta, palla ancora in area piccola, non è finita, controllata, rigirata e stavolta arriva il gol. Immediata la reazione del Sassari con la rete del numero 11 Luca Sconamiglio, 1-2. Mentre però qui c'è da seguire l'inserimento di Yuri Limongelli che salta così il portiere avversario col mancino, poi la palla termina sul fondo. Il lancio improvviso del Nuova Florida che coglie di sorpresa la difesa del Sassari. Limongelli bravo a saltare il portiere, poi non trova la porta. Sassari sul pallone, Sconamiglio per il numero 8 Piga, recupero del Nuova Florida, è un 3 contro 3, conduce Limongelli, ce l'ha sul destro, si vuole rifare anche per l'occasione mancata prima, adesso la blocca invece Carboni con il destro, pallone a mezza altezza che arriva in zona lunetta, addomesticato, sterzata da parte del numero 8 Piga che vuole la conclusione, passa in mezzo a due, Piga calcia alto, occasionissima per il Sassari sul lavoro del numero 8 Piga. Cabeccia andrà con il destro, la palla passa, Giordani in due tempi la blocca, piccolo brivido che passa sulla schiena del portiere della Nuova Florida, poi teso sulla sinistra, sfera che arriva a destinazione, si chiama l'1-2, poi si torna in zone centrali dal possesso di Salaris che prende la mira, parte il destro appunto con Giordani che si distende sul terreno del Mazzucchi e fa sul pallone. Anni poteva approfittarne, esce bene invece dalla sua Linaru.
di nuovo per Florenzio, va il brasiliano contro Nico Paterni, col mancino si può inserire Sconamiglio, secondo palo, la pareggiata, il Sassari, gol del 2-2, numero 5 Negro, la nuova veste inedita di terzino. Carbone, su di lui va a coprire Ablaye, di nuovo Negro che vuole tornare sul numero 4 Miola, la mette col mancino sul secondo palo, palla colpita di testa, debolmente però verso Carboni. Le intenzioni della squadra di mister Giorico, che ha rimesso in piedi una partita che sembrava essere già verso i binari della vittoria del Nuova Florida, che adesso prova a ricostruirla con la doppietta pazzesca di Yuri Limongelli, un destro al volo incredibile del classe 2004. Nuova Florida trova la sesta vittoria del suo campionato, salendo a quota 20, contando chiaramente anche la penalizzazione, superando proprio il Sassari, che invece rimane a quota 19. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Pasquale Pinna di Budoni per la 16ª giornata del campionato di Serie D. Girone G, scendono in campo Budoni e Cassino, che si spintonano al centro dell'area di rigore, prova a farsi spazio anche Leve, arriva il fischio dell'arbitro, Lancioni mette il pallone al centro, Leve prova con la rovesciata, viene anticipato da Stellato ma c'è un fallo in attacco, non con il 3-5-2 che abbiamo visto in altre circostanze. Intanto Bammacaro dietro per Marano che sbaglia, intercetta Ingrettolli che ci prova col sinistro, palla a lato, ha rischiato un po' la difesa del Budoni. Per il Budoni Marinacci 2003, Bammacaro e Marano 2004, 2005 Stefanoni, Spano cerca direttamente la porta, palla sul fondo. La battuta di Cavaliere verso Marano che ci mette i pugni, poi ci prova Maiocchetti, pallone respinto da Basualdo in calcio d'angolo. Sul pallone da Raucci a Cavaliere, Cavaliere la mette dentro col sinistro, Ingrettolli di testa, palla sul fondo, la posizione era regolare, grande occasione questa per il Cassino. A servire Lancioni, chiusura di Cocorocchio, quindi Mazzaroppi si deve fermare. Da Mazzaroppi a Mele, a spazio Mele, prova il tiro dalla distanza Mele, palla sul fondo. De Paola, il suo primo cross viene ribattuto, quindi Basualdo mette in movimento Bammacaro, Bammacaro dentro per Lancioni, Lancioni gioca su Spano, pallone impreciso. Basualdo apre a destra dove c'è Stefanoni, la prende Stefanoni, alla sua destra c'è Lancioni. Le finte di Lancioni, porta il pallone sul sinistro, Lancioni la mette al centro, Leve di testa, palla sul fondo, grande occasione per il Budoni, con Leve che non è riuscito a indirizzare verso lo specchio della porta. La Spano verso il centro dell'area di rigore, Ingrettolli mette fuori, ma la palla è buona per Basualdo, il tiro di Basualdo mette in corner Stellato, la battuta al centro di Lancioni, mette fuori Vitale, ma ancora Budoni in avanti con questo cross verso il centro, non ci arriva nessuno, è palla che sfila a fondo campo. La mette su D'Angelo, riparte il Cassino con Maiocchetti, c'è spazio sulla destra dove interviene Raucci, Raucci ha lo spazio per mettere il cross dall'altra parte, Mazzaroppi ferma tutto l'arbitro per un possibile fallo di mano di Mazzaroppi. Il cross di Mele, prova la correzione Vitale, poi svirgola clamorosamente il pallone D'Angelo, grande occasione per il Cassino. La battuta di Mele verso il centro, mette fuori proprio Quintero e poi prova a ripartire il Budoni, c'è spazio per Ortenzi, Ortenzi gioca su Idoiaga, Idoiaga porta palla in trenere di rigore, Idoiaga la palla sull'esterno della rete, ha gridato al gol il pubblico di Budoni, c'è stata l'opposizione di Stellato, grande occasione per il Budoni con Idoiaga, sarà calcio d'angolo. Tanto va Idoiaga alla battuta, cerca direttamente la porta, palla alta sopra la traversa, non è per la Zazzera che lo gioca all'indietro su Miletto, ancora per la Zazzera, la sventagliata in avanti, qui la sponda a cercare Maiocchetti, pallone che diventa buono per Abreu, c'è una deviazione, il Cassino trova il gol ma attenzione perché c'è il fischio dell'arbitro.
c'è la munizione per Mele, tutto fermo, spedito di fatto il pallone dalle spalle di Marano, tutto fermo per l'arbitro. Intanto c'è la battuta dall'altra parte, qui il colpo di testa di un difensore del Cassino e su questa giocata finisce la partita tra le proteste dei giocatori ospiti.